Assessore, dal 1° marzo la Regione estenderà a tutti i nati nel Friuli Venezia Giulia l'attività di screening neonatale, che già si fa, ma sarà ampliato a alcune patologie metaboliche ereditarie. Sì, abbiamo deciso di assumere una regia regionale, un coordinamento regionale per garantire a tutti i nati nella nostra regione, negli ospedali della nostra regione, un allargamento di questo screening neonatale, che vuol dire un accertamento al momento della nascita, che permette di capire in tempo, assolutamente in tempo, la possibilità che ci siano delle malattie del metabolismo che possono essere molto gravi e provocare grossi problemi, addirittura la morte in alcuni casi. Scoprirlo in quella fase primordiale permette di gestire bene la cosa e di garantire la crescita del bimbo con tranquillità e normalità. Lo facciamo assumendo appunto una regia regionale, un coordinamento da parte dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste e Burlo Garofalo. Verranno eseguite delle analisi particolari che verranno fatte in un laboratorio iperspecializzato che si trova nel vicino Veneto, e questo tra l'altro è una delle applicazioni del nostro programma del piano della prevenzione, che è stato di recente approvato, che proprio prevede di prevenire in questa fase neonatale queste malattie che, pur rare, però possono creare grossi problemi ai bimbi e alle famiglie.